Sciocchi degli elusi per le politiche, l'ira dei vertici del Carroccio nella Marca. Il segretario Coin avverte: basta polemiche, ma la fronda dei sindaci nel Padovano continua. Proseguono le indagini sul folle che nel Bellunese sta seminando il panico minacciando di colpire i bambini. Ecco la lettera delirante di Il Sacchetto con caramelle e spilli. Aperte 2 inchieste sulla tragedia consumatasi ieri a Negrar nel Veronese con l'aereo schiantato, i 2 piloti rimasti vittima dell'incidente. Avevano organizzato una vera e propria officina criminale in un magazzino di Monselice dove si confezionava cocaina e si scambiavano armi. I carabinieri hanno arrestato 4 persone. Scriveva a scuola con la Q e si era resa protagonista di altri strafalcioni provocando la reazione dei genitori. Maestra veneziana licenziata. Revocato lo sciopero proclamato in Veneto dal personale di Trenitalia per domenica 4 febbraio, la svolta nel pomeriggio con l'annuncio dei sindacati. Domani si rinnova il rito della Candelora, la benedizione delle candele che venivano accese durante i temporali per tenere lontana la grandine, segni del nostro passato religioso ma anche laico. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri TG. In primo piano il freno messo dai vertici della Lega alle proteste dopo la composizione delle liste per Camera e Senato. Ribelli convocati dal segretario provinciale a Treviso. Basta sfoghi, ora bisogna pensare alla campagna elettorale, ma per i molti esclusi la resa dei conti è solo rinviata. Sentiamo. Stop alle polemiche e bocche chiuse dopo giorni di duri sfoghi da parte degli esclusi dalle liste per le politiche. A Treviso, come a Padova e a Venezia, i vertici del Carroccio chiamano a raccolta i ribelli per chiarire una volta per tutte le scelte fatte, dicono, di sicuro per non far prendere una deriva pericolosa a una campagna elettorale già nel vivo. Ad alzare la testa sono stati i cosiddetti uomini di Luca Zaia, sindaci vicini al governatore che non hanno gradito l'esclusione di massa dalle candidature a Camera e Senato. Il segretario provinciale della Lega trevigiana Dimitri Coin, che ha riunito i contestatori al K3 di Villorba, non vuol sentir parlare di categorie. Faccio fatica a pensare quali siano gli uomini di Zaia, tutti sono uomini della Lega. Luca Zaia è il governatore del Veneto della Lega Nord e quindi credo che tutti si faccia parte della stessa famiglia. Per dimostrare che il gruppo è unito, a breve sarà convocata una conferenza stampa di presentazione dei candidati alla presenza dello stesso Zaia. Tutto chiarito e tutto rientrato, dice Coin, mentre chi fino a ieri attaccava apertamente le decisioni prese dal Nazionale si chiude in un silenzio vistosamente forzato. Alla domanda se la Lega in questo momento è spaccata, cosa risponde? Assolutamente no, è normale che in questi momenti, quando si fanno delle scelte, ci sia chi magari ci è rimasto male e come affermo le liste della Lega sono di assoluta qualità, come di assoluta qualità erano anche alcune delle persone che sono rimaste fuori. Più d'uno lascia intendere che dopo il 4 marzo ci sarà l'inevitabile resa dei conti. Non so cosa intendono per resa dei conti, io credo che i cittadini stiano aspettando da 5 anni di poter andare a votare. La Lega ha messo in campo una squadra di assoluta qualità e ricordiamoci sempre che la politica è servizio dei cittadini e non avanzamenti personali di carriera. Ecco, ma per molti degli esclusi la resa dei conti è solo rinviata. Nel Padovano continua la fronda dei sindaci, sentiamo. Il discorso dei collegi dove si può mettere 1 su 10 collegi, no, rischi il tuo culo, te lo metti lì e se sei bravo la gente ti vota, se no vai a casa. Uno non può essere candidato su 2 collegi, 3, vai su uno, un culo, una carega. Invece ho visto che non è proprio così. Il sasso lanciato dal sindaco di San Giorgio in Bosco Miatello sui metodi di scelta dei candidati della Lega trova sponda nella vicina Campo San Martino. La polemica all'interno del partito si amplia. Non sono passati sicuramente per il consenso della base, ma è stata una scelta, diciamo, della direzione provinciale. Purtroppo non sono stati tenuti in considerazione né la fedeltà al partito, né le esperienze, né il consenso sul territorio. Non è una voce da poco quella di Paolo Tonin, memoria storica del partito in cui milita dal 1987 ai tempi della Liga Veneta, e se è vero che ora si lavora per il partito c'è anche un messaggio al segretario Darè che aveva minimizzato il malcontento. Che Darè recita il suo ruolo di segretario nazionale che debba assolutamente tenere unito le varie anime del partito cercando di sminuire, insomma, quelle che sono però dei veri problemi.
Credo che poi in un secondo momento si dovrà rivedere un po' gli organigrammi, almeno quelli provinciali, perché, innanzitutto perché il segretario provinciale con ogni probabilità se ne andrà insieme al suo capo, che è Massimo Bitonci, a Roma, e qui sul territorio dovremmo appunto pianificare una nuova organizzazione. Miatello ha affermato ai nostri microfoni che i sindaci vicini al presidente Zaia sono stati sistematicamente esclusi dalle candidature. E gli uomini vicini a Zaia siano stati non coinvolti. So bene anche un'altra cosa, che Luca Zaia solitamente non entra nelle dinamiche territoriali e quindi molto probabilmente lui è distante da queste dinamiche. Sono convinto altresì che dovrà entrare in merito a queste situazioni. Ed ancora la politica, perché ieri sera ospite a 20:10 c'era Corrado Callegari, candidato al Senato con Grande Nord. Sentiamo le sue parole. Che cosa c'è quindi nel programma di Grande Nord? Grande Nord vogliamo riportare al centro quella che è stata l'origine negli anni 90 dei movimenti indipendentisti e autonomisti, che è quello di avere l'autonomia fiscale nel nostro territorio. Che siano 22, che siano 18, che siano 19, è giusto che tutto quello che viene prodotto da un territorio resti nel proprio territorio, perché sennò poi andiamo a vedere dove vengono spesi i soldi che i veneti mandano giù come tasse. Possiamo vederlo che sono rimasti inalterati: 18.000 forestali in Calabria, 24.000 in Sicilia, opere pubbliche lasciate abbandonate, sanità che non funzionano. Cioè, questi argomenti che uno può dire ma sono sempre le stesse cose che tirate fuori, sì, sono sempre le stesse cose, perché non hanno avuto soluzione. Ma quindi non sono temi pienamente inclusi nella trattativa con l'autonomia adesso? Sull'autonomia? No, perché noi ovviamente siamo molto più avanzati su questo. Ed ora la cronaca, andiamo nel Bellunese, perché proseguono a ritmo serrato le indagini sul folle che sta seminando il panico, minacciando di colpire i bambini con dolci o giochi farciti di chiodi, spilli, puntine. Sentiamo. Ecco il sacchetto di caramelle infarcito di spilli lasciato nel giardino dell'asilo di Cerniai, frazione di Santa Giustina, nel Bellunese, ed ecco la lettera inquietante di minacce scritta in uno stampatello vistosamente alterato dal mitomane che si firma Erostrato come un criminale dell'antichità. In queste immagini ecco l'ultima puntata di una serie di atti, dagli incendi agli imbrattamenti di chiese e cimiteri ad altre lettere di minacce messe in atto dal misterioso personaggio che si nasconde dietro al nome di un criminale pastore dell'antica Grecia. Nel fascicolo a suo carico, aperto l'anno scorso dalla Procura di Belluno, si aggiunge ora il reato di estorsione aggravata, perché nella lettera trovata nel giardino dell'asilo si legge una richiesta già sentita, una statua in suo onore. «Datemi quello che voglio», conclude nella missiva, «e me ne andrò via». Ed ora le indagini si fanno sempre più serrate, perché al di là della bizzarria della richiesta, questa volta preoccupa l'intento dichiarato di voler colpire i bambini. «Mi concentrerò sui bambini», scrive, «con bibite, dolciumi conditi con spilli, sapone, chiodi, puntine, Barbie e pupazzi con lamette. Io non mi sento braccato», continua il folle, «voi dovete avere paura per i vostri figli, nei cortili di scuole, parchi, perfino case». Un biglietto accompagnato dal sacchetto di caramelle gommose con gli spilli. Ce n'è per avvisare i genitori a tenere gli occhi aperti e soprattutto dare un'accelerata alle indagini per fermare quanto prima questo pazzo sedicente Erostrato. Ed ora la tragedia sui cieli di Negrar nel Veronese, costata la vita ieri ai 2 piloti, aperte 2 inchieste. Una doppia indagine sulla sciagura aerea di Abrizzano di Negrar, nel Veronese, costata la vita al pilota Prospero Antonini e all'allievo Lino Lavarini, precipitati ieri mattina nel Cessna 150 nel bosco di una tenuta agricola. Sia la Procura che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause della tragedia. I testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato e poi hanno visto l'aereo da turismo precipitare al suolo e prendere fuoco. Cosa abbia provocato
improvviso botto simile ad un'esplosione, poi abbia fatto avvitare il mezzo su se stesso e perdere quota, è tutto da accertare, anche se tra tutte le ipotesi al vaglio quella ritenuta più probabile sembra quella di un guasto al velivolo. Ieri sui cieli di Negrar il volo d'addestramento. Alla cloche si trovava Lavarini, 61 anni, l'allievo che stava effettuando un volo di istruzione. Accanto sedeva Antonini, 69 anni, pilota esperto, con alle spalle oltre 20.000 ore di volo, ex comandante dell'Alitalia, abilitato come istruttore per piloti di Boeing. Difficile pensare che un pilota con una tale esperienza possa aver commesso un'imprudenza e poi, sostengono tutti gli amici di Antonini, la sua abilità nel volo gli avrebbe consentito di riportare a terra l'aereo anche in caso di avaria. Cosa è accaduto allora? Le due inchieste dovranno cercare di chiarirlo. Fondamentali, oltre le testimonianze, anche le analisi sui resti dell'aereo e sulle salme dei due piloti. La data dei funerali, in attesa del nulla osta della magistratura, non è ancora stata fissata. Ed ora nel Trevigiano, con il giallo della morte di Leonardo Semenzato, il 50enne di Arcade, deceduto 3 giorni dopo il ricovero all'ospedale. Oggi l'autopsia, l'esito sembra confermare i sospetti di un infortunio sul lavoro tenuto nascosto. Deceduto per le fatali conseguenze di quel trauma cranico, compatibile con la caduta da un'altezza considerevole. L'esito dell'autopsia sul corpo di Leonardo Semenzato è un terribile passo in avanti lungo la pista dei sospetti della procura. Il 50enne muratore di Arcade, morto dopo 3 giorni di ricovero all'ospedale Cafoncello di Treviso, potrebbe essere realmente rimasto vittima di un infortunio tenuto nascosto. L'esame autoptico eseguito dal professor Alberto Furlanetto ha rivelato più traumi nel corpo, ma quelle fatali sarebbero le lesioni al capo. Altre analisi devono essere compiute a partire dalla cartella clinica dell'uomo. Bisognerà capire se si sarebbe salvato con un intervento immediato o se la caduta sarebbe stata ugualmente fatale. Bisognerà accertare se realmente questa caduta è avvenuta nel cantiere di Silea, dove era impegnato il giorno stesso del ricovero, avvenuto grazie al passaggio di un collega in auto. Ora è il turno dei periti dell'incrocio dei dati con gli ispettori dello Spisal. Il giorno del ricovero Semenzato ha negato ai medici di essere caduto, stessa versione del racconto della titolare del cantiere, ora indagata, che ha raccontato come quel giorno un collega lo avesse visto in precarie condizioni, ottenendo come risposta: non sono caduto ma ho tanto mal di testa e di schiena. Dunque, cos'è successo? Si dovrà attendere ancora per capirlo con esattezza. Nel frattempo la CGIL ha indetto un vertice con la prefettura per lunedì 5 febbraio, dove tornare a parlare con urgenza di sicurezza sul lavoro. E faremo il punto per capire che tipo di percorso costruire per il futuro di rafforzamento di tutte le misure che stiamo già mettendo in campo. Perché la situazione si conferma allarmante e sarebbe ancora più grave se il caso di Leonardo confermasse i sospetti della procura. Siccome il problema c'è e bisogna fare chiarezza su casi gravissimi tra l'altro, ma abbiamo la necessità tutti di alzare il livello di attenzione e soprattutto di prevenzione per fare in modo che la cultura della sicurezza sia una cultura divisa. Da questo punto di vista non c'è differenza tra impresa e lavoratore, dobbiamo in qualche modo essere responsabili e mettere in campo un'azione che rilanci l'attività sulla sicurezza. Avevano organizzato una vera e propria officina criminale in un magazzino di Monselice dove si confezionava cocaina e si scambiavano armi. Gli albanesi spacciatori di alto livello in grado di rifornire di cocaina le piazze della Bassa, gli italiani, un calabrese e un bresciano, quest'ultimo latitante per reati legati allo spaccio, sono i 4 arrestati dai carabinieri di Abano Terme che hanno individuato in un capannone magazzino di Monselice una vera e propria officina criminale. Un'indagine partita dal territorio, dal sospetto andirivieni attorno a questo capannone. Avviati i servizi di appostamento, i carabinieri hanno notato i 2 albanesi cedere al calabrese una pistola Beretta calibro 7,65. Questa pistola che era risultata compendio di un furto in abitazione fatto quest'estate appunto in provincia di Padova, mentre i 2 albanesi sono soggetti di elevato calibro, di elevato spessore criminale, attivi nel commercio, appunto nello spaccio di cocaina. Nel capannone sequestrati 3 etti di cocaina in sasso suddivise in 4 involucri, oltre al necessario per confezionare le dosi. La pistola invece era stata nascosta dal calabrese all'esterno del capannone, un'indagine pericolosa anche per i carabinieri. È stata
stata condotta con metodi classici, quindi con lunghi appostamenti e con interventi rischiosi dei carabinieri, che non si sono assolutamente sottratti, anzi con la loro iniziativa sono riusciti ad acquisire quegli elementi di riscontro che ci hanno portato poi agli arresti. Il quarto arrestato è un bresciano latitante, destinatario di 2 ordini di custodia cautelare, uno per traffico internazionale di stupefacenti e bancarotta fraudolenta. Ed ora nel veneziano con il caso della maestra elementare licenziata perché incompetente, a deciderlo la magistratura che ha avallato il provvedimento già preso dal Ministero dell'Istruzione. È stata fatta giustizia contro lo scempio educativo e culturale, dice il sindaco di Santa Maria di Sala, dove insegnava la maestra licenziata. Sentiamo. Io credo che sia stata fatta un po' di giustizia per questo scempio, secondo me, culturale e anche educativo. Parole del primo cittadino di Santa Maria di Sala dopo aver appreso la notizia del licenziamento della maestra, si fa per dire, letterata, che insegnava nel suo comune, scrivendo scuola con la Q, sbagliando le doppie e commettendo gravissimi errori di quell'arte del parlare e dello scrivere correttamente che va sotto il nome di grammatica. Il fatto alla elementare della frazione di Veternigo. Questa maestra scriveva tappo con una P, e ho sentito gli strali di tanti genitori, tanto è vero che ho chiamato la regione del Veneto, mi ricordo che ho parlato con il direttore generale e dopo 2 giorni hanno mandato un tutor che sostenesse l'azione della maestra. Dopo rappresaglie dei genitori che contro la maestra avevano deciso di tenere a casa da scuola i figli, a 3 anni di distanza l'intervento del Ministero dell'Istruzione e pure della magistratura, visto che la stessa maestra era ricorsa per ben 2 volte contro il provvedimento ministeriale rivolgendosi al giudice del lavoro e, visto l'esito, inutilmente. Il giudice del lavoro ha dato ragione, la maestra è inadeguata. Un po' di giustizia è stato fatto. Ed ora la linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. È stato revocato lo sciopero proclamato in Veneto dal personale di Trenitalia per domenica prossima, 4 febbraio. La svolta nel pomeriggio, sentiamo. Revocato per domenica 4 febbraio lo sciopero dei treni, circolazione dunque regolare su rotaia in tutto il Veneto, e quanto deciso nel tardo pomeriggio odierno dalle segreterie regionali Veneto dei sindacati dei trasporti con la dirigenza di Trenitalia. Incontro Fiume, dove ha prevalso il buonsenso, considerato il previsto afflusso di turisti a Venezia nel giorno clou del Carnevale. Non ci saranno invece convogli suppletivi, così come richiesto dall'amministrazione comunale, anche per cercare di far rispettare il numero chiuso, ovvero le 20.000 presenze nel salotto della città in piazza San Marco. Al contrario, aumentate le corse da Venezia verso le province di Padova e Treviso. Per quanto riguarda l'offerta aggiuntiva, quest'anno la scelta del Comune è stata di non chiedere effettuazioni di treni in arrivo a Venezia. Ci saranno qualche treno soprattutto verso Padova e Treviso, in modo particolare la domenica per il deflusso. Ed ora l'epidemia influenzale. L'ospedale di Treviso scoppia, nemmeno un reparto straordinario predisposto nei giorni scorsi è sufficiente ad accogliere i malati con complicazioni dovute appunto all'influenza. Sentiamo. È da inizio dicembre che stiamo Sempre più aggressiva, l'epidemia influenzale di quest'inverno sta mettendo a letto molte più persone del previsto, ma soprattutto ad allarmare sono le complicanze che stanno colpendo i pazienti più fragili, specialmente anziani, e così anche il reparto straordinario realizzato negli spazi di otorino-laringoiatria del Cafoncello non è più sufficiente ad accogliere i malati, che si stima arriveranno a 100.000 alla fine dell'epidemia. Purtroppo questi 40 posti letto sono oggi riempiti tutti, stiamo appoggiando anche qualche letto in più in medicina, qualche bis, cosa che non vorremmo mai fare, però purtroppo l'emergenza c'è ancora ed è forte.
L'ospedale scoppia e la situazione di difficoltà è destinata a protrarsi sicuramente ancora per diverse settimane, visto che il numero di contagi del virus influenzale non accenna a diminuire. E proprio per aiutare nella gestione dei posti letto anche in momenti come questo sarà sperimentata al Cafoncello la figura del bed manager. Spesso e volentieri il pronto soccorso si trova impossibilitato a ricoverare le persone che hanno bisogno, quindi tenerle in pronto soccorso, creando poi quel disagio che hanno tutti gli utenti, perché risulta che il posto letto nei reparti, nelle unità operative, medicina, geriatria, eccetera, non c'è. Verificando nel tempo ci siamo resi conto che invece magari il posto c'è, si ritardano solo i preparativi per liberare il posto. Ecco dunque che entra in funzione il bed manager, un infermiere con caratteristiche organizzative che avrà l'incarico, e qui forse al bed letto ben si abbina il bed cattivo, di sollecitare i colleghi a liberare velocemente il posto. L'obiettivo è quello di riuscire ad anticipare le dimissioni dei pazienti al mattino anziché al pomeriggio, cosa che già da sola permetterebbe di dare maggior respiro ai reparti. Io credo che andiamo a recuperare nell'arco complessivo una trentina o quarantina di posti letto. Ed ora il crack del Vicenza Calcio, piovono le sottoscrizioni dei tifosi grazie all'operazione Cuore Biancorosso, sentiamo. Operazione Cuore Biancorosso. Il Vicenza Calcio bussa al cuore del mondo biancorosso per sostenere la squadra economicamente. 1 milione, lo ricordiamo, la cifra da racimolare letteralmente per chiudere questa stagione calcistica. E i tifosi non si fanno attendere ed ecco che piovono le sottoscrizioni volontarie, siamo già a oltre 21.000 euro. Batte il Cuore Biancorosso, ma serve una spinta più vigorosa che dovrebbe giungere da ordini e categorie economiche dopo l'appello lanciato dallo stesso sindaco di Vicenza Achille Variati. Il cammino è ancora lungo e il tempo stringe, a giugno infatti si chiude il campionato e ci sono affitti da pagare, pullman da prenotare, stipendi da erogare, calciatori a loro volta in attesa. Da Via Stadio, sede del Menti dell'ufficio del curatore fallimentare Nerio De Bortoli, giunge notizia che in data 1 febbraio si possa contare la sottoscrizione di 7 contratti firmati, a quanto si vocifera, da imprenditori. Acquistati anche 2 seggiolini, uno comprato dalla moglie dell'ex giocatore Savoini, morto nel 2015 e simbolo del calcio biancorosso. Intanto la società e la squadra, non potendo partecipare all'addio all'allenatore ex CT azzurro Azeglio Vicini, che portò il Lane in Serie A, dedica in una sua memoria un seggiolino appositamente personalizzato in tribuna d'onore. Un giusto e doveroso riconoscimento, scrive in una nota la società, ad un grande uomo di sport. Domani si rinnova il rito della Candelora, la benedizione delle candele che un tempo venivano accese durante i temporali per tenere lontana la grandine, segni del nostro passato religioso ma anche laico, come ci racconta il prossimo servizio. Candelora, candelora, dell'inverno semafora, ma se piove tira vento, dell'inverno siamo dentro. Nella voce dei fratelli Moretto, volti del bel canto trevigiano, le note di una filastrocca che fa parte della nostra storia. È una storia di candele e di devozione, di ricerca della luce nel buio delle avversità. È il rito della Candelora, la benedizione delle candele che domani si rinnoverà in tante parrocchie della Marca. Ma la tradizione è sicuramente precristiana, è legata al richiamo della luce e del sole a ridosso del solstizio d'inverno. Il termine deriva dalle calende e probabilmente era un gesto devozionale alla dea Februa, ovvero Giunone, poi sostituito da un altro evento nel calendario cristiano. È un segno di fede che tu porti a casa e che tu accendi soprattutto nei momenti di difficoltà o anche nei momenti di gioia, perché oggi, grazie a Dio, le candele le accendiamo sempre. Candele benedette che servivano per scacciare il buio, ma anche gli acciacchi di stagione. Ma nella nostra storia contadina la fiamma della candela benedetta, bruciando il ramoscello d'ulivo delle palme, era l'ultima difesa ad fulgure e tempestate. Mia mamma, quando accadevano fatti gravi, come può essere anche una tempesta, noi eravamo contadini, lei si metteva a pregare, accendeva la candela e diceva: Signore, tu che sei la luce, aiutaci, perché se tu ci mandi la tempesta non mangeremo più. E allora ha senso anche oggi
non perdere il riferimento che mi ha insegnato mia mamma. Un rito che, come molti altri, la nostra gente poi ha reso più laico. E così saltano fuori foto come queste, quando 30 anni fa chi guidava Treviso si ritrovava in casa dell'allora direttore generale dell'ospedale per festeggiare insieme la ricorrenza cantando così. A questa illustre compagnia auguriamo allegria e col calice in mano tutti insieme noi brindiamo. Evviva, 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 evviva. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al nostro meteo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prosegue un tempo piuttosto instabile sul Triveneto, sarà infatti una giornata caratterizzata dalla pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto condizioni di maltempo, la perturbazione atlantica continua a portare piogge diffuse localmente anche a carattere temporalesco. Lieve miglioramento entro la nottata, salvo ancora per qualche fenomeno sulle aree costiere. Temperature massime tra 6 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prosegue il maltempo con precipitazioni diffuse un po' ovunque, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con fenomeni anche di moderata intensità. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, minime tra 3 e 6 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui prosegue l'instabilità, ancora con qualche pioggia sui settori centro-meridionali del Trentino e con locali nevicate sul resto della regione. Generale miglioramento entro sera-notte. Vediamo le temperature, le massime si attesteranno sui 9 gradi, minime sui 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0.